Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra puntata di 7 in punto. Questa mattina è un piacere avere con noi un amico, un giovane amico che è stato anche collaboratore della nostra redazione nel corso del suo percorso di studi alla facoltà dell'Università di Padova legata proprio allo sviluppo delle arti e in particolare con una tesi che si è dedicata ad un videogioco molto famoso tra le giovani generazioni che si chiama Persona, un videogioco che parla molto della società, di noi stessi, ma anche di archetipi lontani nel tempo e che ci parla di psichiatria, di filosofia, insomma è un po' un viaggio all'interno di questo videogioco e oggi Giuseppe Ficano, eccolo Buongiorno. qui, ve lo presento, è venuto a presentarci il suo primo libro che si chiama Dietro la maschera, l'arte di diventare se stessi in persona, che è appunto il nome di questo videogioco che è arrivato alla serie numero 5 ed è giocato in tutto il mondo, un po' con questi personaggi giapponesi, manga, che lo rendono particolarmente attraente. Giuseppe Ficano, grazie di essere con noi. Grazie a te per l'invito. Allora, spieghiamo questo libro. Io ho dato un po' un'idea di come è nato all'interno del percorso di studi universitari, all'interno del DAMS di Padova, della magistrale del DAMS, però all'interno di un corso speciale che si occupa proprio di realizzare dei videogiochi, di studiare i videogiochi. Esattamente, si chiama Game Design, la disciplina, ed è Design Thinking per i videogiochi. Questo libro di fatto appunto è il testo che ho realizzato a partire dalla mia tesi magistrale, rielaborandola e ampliandola, quindi comunque di base si tratta di un testo di saggistica che approfondisce e cerca poi chiaramente di comunicare a quante più persone possibile, quindi di divulgare, tema che nella ricerca non è poi così insomma, semplice. E appunto però cerco di comunicare un po' a tutti questi videogiochi, cercando di coglierne poi quelli che sono i sensi, i significati profondi, però con un linguaggio e con delle tematiche che possano essere per quanto più possibile appunto chiare a tutti, purché vi sia alla base la curiosità. La curiosità. Ecco. Beh, intanto la curiosità di sapere che dietro un videogioco c'è una costruzione che ha a che fare non soltanto con il linguaggio che immaginiamo tecnologico o soltanto visivo di questi personaggi o sonoro, anche un mondo sonoro in cui magari ci possiamo ambientare, ma soprattutto in questi giochi di ruolo, Persona è un gioco di ruolo, c'è molto che parla di filosofia, che parla di psicologia e soprattutto il grande interrogativo da quando sono nati questi videogiochi, come questo influisce sulla vita delle persone che li utilizzano. Un po' sono questi i temi che hanno guidato questa ricerca? Allora, chiaramente come indica anche il sottotitolo stesso del libro, quindi l'arte di diventare se stessi in persona in questo caso è la serie, è chiaro che una matrice psicologica un po' anche in tutti i videogiochi ci può essere, specialmente perché quando noi impersoniamo il protagonista, impersoniamo vari personaggi, poi ci sono i cosiddetti, questo è un termine tecnico chiamato avatar, perché anche il cursore del mouse, per esempio, è un avatar, è chiaro che c'è una relazione con un altro mondo, quello appunto virtuale del videogioco, e poi un po' come tutti questi videogiochi nostri di questa serie, Persona, appunto ci vogliono invitare a comprendere, di fatto alla fine sta sempre a noi. Cioè dipende sempre da come noi siamo in grado di utilizzare questi mezzi anche per interrogarci, per la nostra crescita, perché alla fine il messaggio finale di questa serie di videogiochi è proprio augurare, in un certo senso invitare, quantomeno ecco, i giocatori a riflettere, a comprendere, perché comunque raccontano di difficoltà da un punto di vista infatti sociale. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di spiegare che cos'è Persona, certo, per chi non lo conosce. Appunto 5 serie, non so quante persone lo abbiano giocato nel mondo, comunque l'ultimo capitolo, che è il più famoso, ha venduto, ho controllato proprio oggi tra l'altro per curiosità, 13 milioni di copie. 13 milioni, quindi solo l'ultimo capitolo, quindi stiamo parlando di in totale una saga sulle 30 milioni di copie vendute. Quindi diciamo che è una cosa che ha avuto un grande impatto, quindi merita un approfondimento. Raccontiamolo brevemente. Sostanzialmente i Persona sono dei videogiochi che raccontano la vita di adolescenti, di studenti, che vivono il cosiddetto coming of age, cioè
un viaggio che li porta a maggiori consapevolezze e a diventare degli adulti consapevoli. Lo fanno, il termine appunto persona, che è anche il titolo del videogioco, io l'ho voluto interrogare perché in quanto titolo dell'opera rappresenta già un primo grimaldello interpretativo che ci permette di capire di cosa si tratta. E la persona originariamente è la maschera che indossano gli attori nel teatro greco. Quindi si tratta comunque di un'apparenza, la stessa apparenza che poi Jung, appunto, che è uno psichiatra, insomma, le cui teorie sono alla base dichiaratamente di questi videogiochi, perché sono stati in primis i creatori, il team di sviluppo, a dichiarare che il primo capitolo si ispirava proprio alle teorie di Jung. Ecco che quindi di base si tratta di superare l'apparenza sostanzialmente, di scegliere quella che è proprio l'autenticità del sé e cogliere, superando appunto le varie difficoltà sia interiori che esterne, ecco, sia che fanno parte del mondo interno di ognuno di noi che esterne, che comunque nella vita di tutti noi, sia giovani che anche poi adulti, insomma, affrontiamo. Ecco, l'idea appunto di base è riuscire con uno spirito vitalistico e positivo ad abbracciare queste difficoltà, comprendere che sono parte di noi per poi superarle, per poi raggiungere quella che Jung chiama individuazione, totalità. Totalità, infatti diciamo che c'è anche in questo gioco ci sono due mondi che si incrociano, quello reale e quello del metaverso, che per esempio, ecco, io non lo conosco così bene, magari possiamo fare anche qualche altro esempio, e si oscilla sempre tra questi due mondi. In realtà il gioco è un gioco di equilibrio in cui ritrovare appunto questo punto in cui c'è un'armonia tra l'idealità di se stesso e la persona, come dobbiamo accettarci con i nostri difetti. Certo, esattamente. Infatti, per esempio, il metaverso è all'interno del quinto capitolo, quindi del sesto videogioco in realtà, perché ci sono due Persona 2, però insomma, comunque di Persona 5, ecco, si trova all'interno di questo videogioco, e rappresenta proprio una dimensione parallela, identica al reale, ma basata sulla cognizione, cioè su come la gente percepisce e vede il mondo. Motivo per cui ci possono essere anche delle ombre, perché a volte è tutto anche legato a come per esempio noi vediamo le cose, no? Cioè spesso noi stessi possiamo essere nemici di noi stessi, no? In base a come pensiamo che le cose siano, ma non necessariamente come pensiamo che le cose siano lo sono davvero nella realtà poi, no? Sì. E siamo quindi, campioni di interpretare male la realtà, purtroppo. E questo è il motivo per cui questi videogiochi, letti per fare appunto un esempio, letti nel giusto contesto e nel giusto modo, ci possono portare a riflettere. È una finzione, perché comunque il mondo dei videogiochi è finto, nonostante, in generale dei videogiochi, nonostante poi nello specifico i Persona cerchino di mettere in scena una realtà che è identica a quella del mondo nostro di tutti i giorni, no? Però comunque si tratta sempre di un mondo di finzione. Tuttavia, da questa finzione noi possiamo trarre degli insegnamenti positivi, che possono aiutare anche noi nella realtà in qualche modo, se letto appunto in maniera corretta, ecco. Io non so se essere rassicurata o inquietata dal fatto che dietro a un videogioco ci sia una costruzione così profonda che ha a che fare appunto con uno dei padri della psichiatria, Jung, e quanto questo possa poi influire sulla vita reale delle persone che giocano questo gioco, o quanto questo messaggio alla fine che arriva fino a toccare delle cose molto profonde e reali nella vita delle persone, nel loro immaginario, nella loro sfera spirituale, in tanti ambiti. Che tipo di pensiero porti all'interno della vita di queste persone? Penso che anche questo sia stato argomento di studio. Certo, infatti Jung parla soprattutto dell'archetipo dell'ombra. Lui utilizza questo termine, ombra, per riferirsi a quella che è la dimensione inferiore della personalità, cioè tutto ciò che per Freud era l'inconscio, cioè tutto ciò che in qualche modo non possiamo offrire al pubblico, perché la persona, in quanto maschera, sia nel teatro greco, sia appunto nella teorizzazione stessa di Jung, rappresenta un qualcosa che mostriamo agli altri in pubblico, è ciò che agiamo in società, ma che chiaramente rappresenta soltanto una frazione di chi siamo realmente. E tutto ciò che non possiamo mostrare perché magari non è adeguato al contesto, lo reprimiamo, tutti noi, nel senso è anche in questo, no, che Jung racconta, mette al centro, il centro della sua teoria è l'inconscio collettivo,
che si basa appunto sull'universalità, sull'archetipicità di alcuni elementi che sono condivisi da tutti noi, in quanto esseri umani, perché tutti noi abbiamo dei lati positivi, abbiamo dei lati negativi, qualcosa che reprimiamo, abbiamo il bene, abbiamo il male dentro di noi, no? E questi videogiochi, attraverso degli escamotage che poi chiaramente sono tipici magari del videogioco, a volte anche del cinema, perché ci sono delle scene particolari, eccetera. Certo, adesso poi con la realtà virtuale anche, per e esempio, l'intelligenza artificiale miglioreranno anche dal punto di vista grafico, a parte che qui siamo nel mondo manga, quindi non è proprio una realtà, però... sì, appunto, dicevo che ci sono, questi videogiochi mettono in scena chiaramente questo conflitto interiore che fa parte che fa parte comunque di ognuno di noi, con sempre uno spirito di crescita, perché Jung alla fine, in relazione all'ombra, a questo archetipo oscuro, sottolinea l'importanza, diciamo, di abbracciare questi lati oscuri dentro ognuno di noi. E ciò che vediamo all'interno dei videogiochi... Di abbracciare nel senso di controllarli metaforicamente, o nel senso di accettarli. Di accettarli, proprio perché non è la perfezione ciò che dobbiamo raggiungere, ma è la totalità. Diciamo, nel momento in cui accettiamo che anche queste cose sono parte di noi, è come se perdessero la forte carica che potrebbero avere quando invece le respingiamo e le rifiutiamo, no? E questi videogiochi, quindi i conflitti che mettono in scena questi videogiochi, sono poi di ragazzi che stanno crescendo, che poi per alcune cose ovviamente riguardano anche, perché ci sono anche dei personaggi più adulti che hanno poi vivono questo tipo di percorso, e sempre appunto però, come detto, con un'ottica vitalistica, cioè di positività finale, per cui c'è poi una crescita. Ma come mai è stato necessario fare una tesi su questa cosa? Cioè, che senso ha all'interno di questo corso di studi e all'interno appunto di un percorso di vita o magari anche professionale questo lavoro? Ma sostanzialmente io di mio sono sempre stato appassionato poi di psicologia, ho iniziato a studiarla già quando ero al liceo, poi addirittura, questo è anche un aneddoto divertente, in triennale, la laurea triennale appunto DAMS, ho svolto una tesi su Persona, ma non il videogioco, il film di Bergman, il regista svedese. E poi magistrale, diciamo, avendo avuto l'opportunità tramite questo corso appunto di game design di approfondire anche tutta la parte teorica, chiaramente attraverso degli studi molto tecnici e legati chiaramente in campo universitario, ecco, quindi si tratta comunque di saggistica, di approfondimento. Ho strutturato la tesi e poi da lì, insomma, attraverso ricerche e espansione... Quindi può nascere una professione, esiste una professione, quindi abbiamo visto come nasce questo videogioco, quindi esiste anche in Italia magari un ambito che riguarda proprio questo studio, approccio psicologico dei giochi che vengono immessi sul mercato, o ci sono esempi italiani? Beh, per esempio i Game Studies, che sono appunto è quella disciplina italiana che si occupa appunto di videogiochi, principalmente in campo universitario. Diciamo che la correlazione con l'ambito psicologico è molto presente, ci sono diversi sia professori che ricercatori, insomma anche magari indipendenti, che si occupano di questo tema, perché comunque l'atto anche solo, quando noi giochiamo e viviamo i conflitti di questi personaggi, per fare un esempio, noi li stiamo controllando, chiaramente perché giochiamo attraverso... e chiaramente avviene ciò che poi nei film si chiama identificazione con questi personaggi. Nell'eroe, nel personaggio principale, nel nostro personaggio in questo caso, che è il personaggio che scegliamo di interpretare all'interno di questa storia. Noi abbiamo dei valori in quanto persone, noi che giochiamo, e anche questi personaggi, per come sono delineati, come proprio i personaggi dei film, hanno a loro volta dei valori. E nel momento in cui loro vivono una difficoltà, noi chiaramente ci troviamo in quella situazione di porci delle domande, cioè di interrogarci su il valore di quello che hanno fatto, di quello che stanno facendo anche loro. E questo chiaramente può portare una riflessione positiva poi. Certo, anche come aiutarli a risolvere le difficoltà, magari se succedesse di più anche nella vita reale, in cui magari possiamo aiutarci tutti a superare delle difficoltà, no? Sarebbe meglio, certo. Non solo nella vita virtuale. Ecco, mi interessava questa cosa dell'eroe, perché è vero che quando si gioca, in qualsiasi videogioco, diventi tu il protagonista, ovviamente, sei tu la figura su cui si concentra tutta la storia. Magari nella vita reale uno ha una vita un po' più
normale, Certo. non ha tutto questo peso. Invece lì la tua persona è importante, è dirimente, è determinante per quello che accade, quindi anche questo è un lato che è stato indagato ovviamente in questo lavoro. Certo, certo, perché comunque a me piace dire che in qualche modo noi siamo i salvatori e gli eroi di noi stessi, in un certo senso, perché nella nostra vita noi siamo tutti protagonisti di noi stessi, della nostra vita, no? Per qualcun altro possiamo essere i deuteragonisti, possiamo essere anche antagonisti, per carità, però insomma, adesso battutine a parte, insomma, ecco, quello che intendo dire è che comunque è fondamentale, secondo me, il ruolo dell'eroe, e in qualche modo riguarda ancora una volta, tornando a quel concetto di archetipo, di universale tema che è condiviso da tutti noi. Diciamo che spesso quando guardiamo un film con chi andiamo a simpatizzare, non sempre, però spesso col protagonista, perché chiaramente è quello che vediamo per più tempo, facciamo per una serie di motivazioni, insomma anche psicologiche eccetera, facciamo il tifo per lui, e questo accade chiaramente poi anche magari nei videogiochi. E così come accade nei film, così come accade nei romanzi, così come accade in qualunque altro medium, noi ci identifichiamo in questi personaggi e possibilmente ci portiamo qualcosa di loro nella nostra vita di tutti i giorni. Ed è questo poi un allievo di Jung, che si chiama Joseph Campbell, nel 1949 pubblica un testo chiamato L'eroe dai 1000 volti, in cui racconta proprio il cosiddetto viaggio dell'eroe, che è ciò che in qualche modo è quel percorso che tutte le storie, sin dalla mitologia, insomma, sin dall'alba dei tempi, intraprendono, perché c'è sempre una fase iniziale, poi ovviamente sono tante le fasi, però insomma, c'è sempre una fase iniziale, c'è sempre uno svolgimento e poi c'è sempre un finale, in cui l'eroe è costretto a affrontare delle determinate forze, eccetera, e chiaramente sono delle strutture... Non si diventa eroi senza difficoltà, comunque, esatto, esatto. Questo mi sembra abbastanza chiaro. E sono delle strutture che risuonano sempre con noi, sia appunto sin dall'alba dei tempi. Ecco. Sin dall'alba dei tempi, ecco. E un'altra cosa interessante di questo libro, che guarda, lo mostro di nuovo perché non l'abbiamo mostrato abbastanza bene, appunto Giuseppe Ficano, Dietro la maschera, l'arte di diventare se stessi in persona, è edito dalle edizioni, si trova online, si può trovare su Amazon e su tutte le migliori librerie online, Feltrinelli, BS Celsone. Ok. E volevo dire, appunto, in questo gioco, molti videogiochi, siamo soli noi con il videogioco. In molti altri invece, come tipo questi giochi di ruolo, siamo noi, ma quello che fanno gli altri, le interazioni con altri giocatori possono cambiare la storia, no? O ci mettono di fronte a delle cose che dobbiamo comunque valutare nuovamente, delle sfide, in questo caso su questo gioco come... Allora, questo è un gioco che è single player, per così dire, quindi è giocatore singolo. Si gioca da soli. Si gioca da soli e viviamo la storia, diciamo, è proprio, immaginati come stare all'interno di un film, perché se tu potessi controllare il protagonista di un film, tutti gli altri personaggi sono già ben definiti, semplicemente tu vivi la storia che viene raccontata, diciamo, all'interno di questo film, impersonando, cioè controllando effettivamente il protagonista. E come si fa a perdere in questo gioco? Cosa succede se uno perde? Diciamo, nei vari giochi poi sostanzialmente ci sono, per così dire, delle deadline, quindi delle scadenze che devono essere rispettate, altrimenti la pena appunto è che si perde. Poi poiché questi giochi tra l'altro appunto sono abbastanza complessi, come abbiamo potuto anche intuire, c'è una parte anche di combattimento, che è data sostanzialmente un po' come gli scacchi, potremmo dire, anzi come carta forbice sasso, per così dire. È una battaglia a turni in cui carta vince su sasso, eccetera, eccetera, ok, per così dire. È molto, lo semplifico moltissimo, però per rendere un po' l'idea. Quindi si può perdere anche, per esempio, combattendo, per rispondere appunto alla tua domanda. E la questione, insomma, è molto complessa, ecco, si può perdere in diversi modi, però diciamo che il tema principale poi di questi videogiochi è la storia, quindi nel momento in cui non vengono rispettati determinati compiti all'interno appunto della struttura narrativa, poi si va incontro. Quindi abbiamo anche delle cose da fare obbligatoriamente. Poi certo. Io adesso parlo della mia generazione, come del Tamagotchi, che se non gli davi da mangiare moriva e fine. Beh, per esempio quella è una regola. È una regola perché il gioco, alla fine i videogiochi sono dei sistemi con delle regole. Nel momento in cui
non dai da mangiare al Tamagotchi e lui muore. Quindi cosa significa questo? Che per evitare di farlo morire bisogna quotidianamente prendersene cura. Ovviamente le 24 ore nostre nel Tamagotchi sono considerate in maniera diversa, però all'interno di quello che è di come è stato pensato da chi ha sviluppato il gioco appunto del Tamagotchi, è chiaro che lasciano, diciamo, vanno incontro ai giocatori pensando che loro potenzialmente magari si dedicano poco tempo, si prendono poco tempo, insomma, un trauma è stato quando mi è morto il gattino del Tamagotchi, un trauma, ha detto non sarò mai una brava mamma, no. Non potrò mai fare niente, scherzo, ovviamente, però ultimamente cioè, l'impatto è abbastanza forte, è giusto che ci sia uno studio, questo intendevo rappresentare, che ci sia uno studio su quello che accade attraverso questo, forse arriva anche troppo tardi questa idea di affrontare il tema in maniera scientifica, strutturale, di ricerca, come si meriterebbe, perché in realtà è uno strumento che le mamme danno in mano, in pasto ai bambini ormai in maniera sempre più precoce, insomma, quindi è molto bello questo fatto di poter indagare cosa succede e soprattutto penso a una persona giovane come Giuseppe Ficano che guarda al futuro attraverso un mondo che verrà molto mediato dalle immagini, dai video, dalla verità, dalla finzione. Io mi sono sempre domandata, a un certo momento ci domanderemo se la persona, a proposito di persona che abbiamo davanti, sia reale o sia soltanto finzione, o sia soltanto quell'ombra o quella maschera di cui parla il libro, insomma. Spererei, agli estremi. diciamo che per arrivare a questo tipo al momento penso che siamo lontani poi per diciamo, vedere, non lo so, in realtà non penso, anche lì l'attitudine un po' da un punto di vista scientifico mi porterebbe a dover prima fare delle ricerche per poterti dire secondo me è così. Detto ciò, insomma, chissà, in futuro potrebbe essere anche che non si potrà, insomma, distinguere ciò che è vero da ciò che è finto. È possibile, certo. Beh, insomma, certe riproduzioni già adesso. In questo caso questi videogiochi però, per esempio, riflettono con grande coscienza sul fatto che ciò che mettono in scena è finto, cioè è finzione, ma proprio in quanto tale può essere uno spunto di riflessione per la nostra realtà, no? Perché chiaramente sapendo, e questo anche negli ultimi anni i videogiochi sono diventati molto più coscienti, questo senza fare riferimenti troppo tecnici, però l'anno scorso, gli ultimi 2 anni, anzi in realtà, hanno visto proprio l'uscita di titoli che sotto questo punto di vista mostrano maturità. Tipo? Si chiamano, uno per esempio che ha vinto tutto, all'equivalente degli Oscar, però per i videogiochi, che si chiama Clair Obscur Expedition 33, Espedizione 33, e un altro è parte anche della serie di cui parlo nel libro. Dopo Persona 5 è uscito un altro videogioco che si chiama Metaphor Refantasio e che racconta una storia attraverso il romanzo di finzione. E all'interno appunto di questo mondo tutti dicono ma la fantasia non serve a niente, sono degli ideali che sono fini a se stessi perché la realtà è un'altra. Ovviamente volutamente, no? Riflettendo sul fatto che nella realtà può esserci anche questo tipo di visione. E lo fa cercando comunque di dire sì, sono consapevole, per così dire, no, io opera, sono consapevole che si tratta di finzione, ma allo stesso tempo può essere uno spunto di riflessione. Se non avessimo creduto in qualcosa nessuno avrebbe cambiato il mondo. Insomma. Alla fine si riduce a quello, no? È per quello che dico, dipende, come dicevo all'inizio, dipende sempre da come siamo noi ad approcciarci a vivere questo tipo di cose. Quindi c'è una visione un po' più positiva anche nei videogiochi del futuro? Dipende in realtà, dipende dal videogioco, dal tema, perché ce ne sono alcuni che insomma sono molto tetri, esatto, altri... Va bene, avremo modo di affrontarlo magari in un prossimo lavoro, chi lo sa, magari è già allo studio. Adesso piano piano perché qualcosa bolle. In bocca al lupo, Giuseppe Ficano, dietro Grazie. la maschera, l'arte di diventare se stessi in persona, interessante, anche abbastanza godibile e facile, ve lo consiglio. Grazie e ci vediamo domani, arrivederci, buona giornata.